Al microfono l'onorevole Giorgio Almirante, segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Voi da anni vi battete per un ritorno del corporativismo. Non ritiene che il nostro paese sia già un paese di corporazioni e purtroppo questo non sia positivo? Guardi, è la guerra delle parole. Si dà al termine corporativismo una interpretazione che è esattamente all'opposto delle origini storiche della parola. Il corporativismo nel tempo fascista significa superamento degli interessi egoistici delle singole categorie per abbracciare gli interessi concordi delle categorie in un quadro di uno Stato che noi chiamiamo Stato nazionale del lavoro, cioè di uno Stato che sia attento e alla tutela dei valori tradizionali e direi soprattutto alla tutela dei valori sociali. Io sono corporativista in questo senso. Per concludere, una domanda di prassi. Cos'è oggi per voi l'antifascismo? L'antifascismo è nostalgia dell'irripetibile.